Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, grazie soprattutto al nostro direttore Giovanni Saluzzi per questo editoriale, è proprio insomma la rivoluzione del vietare la lingua gender, e questo è anche il titolo di oggi del giornale, rivoluzione a scuola, dalla prima pagina, no, del giornale, vietata la lingua gender, via asterischi e schwa, Valditara rispettare l'italiano. E insomma finalmente si evita, no, che questa ideologia woke possa cambiare la lingua, violentarla, e comunque è già un grande passo, no, aver messo questo argine, e chissà anche quanto ovviamente l'amministrazione Trump è impegnata a smantellare, a demolire questi orrori ideologici, abbiamo sentito prima dal direttore. E mi ricollego al giornale perché anche la prima pagina di oggi con il giù la maschera di Mascheroni affronta il tema, con questo gioco di parole veramente simpatico, basta sciuastiche, no? Riferendosi allo Shoah. E appunto scrive Luigi Mascheroni: noi che ci riteniamo persone educate abbiamo sempre sostenuto ogni tentativo di rendere il mondo più inclusivo, ma sull'asterisco per la gender equality crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Ed è il motivo per cui ieri abbiamo letto con piacere misto a disinteresse la circolare inviata a tutte le scuole dal Ministero dell'Istruzione per accantonare l'asterisco e lo schwa dalle comunicazioni ufficiali, perché mettono a rischio la chiarezza della comunicazione. Qui lui scrive piacere misto a disinteresse, forse disinteresse perché vuole dire Mascheroni, probabilmente siamo anche un po' stufi e annoiati, no, da tutta questa polemica a proposito dell'inclusività della lingua. Bene, ora estendiamo l'idea anche all'università, prosegue appunto Mascheroni. Comunque, quando il deputato del PD Federico Fornaro ha letto la notizia si è messo a piangere, e questo ovviamente è un riferimento a quello che è successo per lo psicodramma in aula per le critiche al manifesto di Ventotene, dicevamo prima anche, no, nell'intervista con l'onorevole Riccardo Molinari. Speriamo non vietino anche i capelli colorati, che piacciono tanto magari ad alcuni a sinistra. Peraltro, come già sostenuto dall'Accademia della Crusca, dalla Treccani e da tutti i linguisti non fanatici, asterisco e schwa, per quanto ideologicamente corretti, sono scorretti grammaticalmente, ostacolano la leggibilità, sono corpi estranei dentro la lingua e il loro suono è sconosciuto. Compito della scuola è educare al rispetto delle diversità, certo, ma senza violentare la grammatica. Tentativi di intervenire su una lingua in modo artificiale ci sono sempre stati lungo i secoli, tutti sono falliti. Le lingue non cambiano perché lo decide la comunità LGBTQ, e aggiungiamo no, altre lettere, altri caratteri, lo fanno in modo naturale e con calma, molta calma, e per il resto car, asterisco, amic, asterisco, introdurre forzatamente l'uso di orrendi segni grafici in una lingua perfetta come l'italiano non è imporre il pensiero di una minoranza ad una maggioranza, cioè esattamente il contrario di quella parità e rispetto che tanto elogiate. E effettivamente è proprio così, che per essere inclusivi e tolleranti alla fine si sposa l'intolleranza di una minoranza che vuole decidere quello che si scrive, che si dice nella lingua di tutti i giorni. E per il giornale di oggi vi segnalo poi l'intervista a pagina 19, anche questa recuperatela se potete, l'intervista condotta da Ora Borselli a Domenicali. 59 anni, capo della Formula 1, è stato uno dei protagonisti della storia della Ferrari alla fine del secolo scorso, nei primi anni 2000, e quindi le sue parole, soprattutto sull'elettrico, che sono assolutamente da incorniciare, perché Domenicali qui lui dichiara: l'Unione Europea ha scelto di buttarsi via con l'elettrico. Quindi andate a pagina 19 poi del giornale di oggi, e qui nell'intervista lui analizza tanti punti, insomma, dal rapporto con Montezemolo a Michael Schumacher, vedete qui virgolettati, cioè vedete, ve li leggo. Montezemolo competente, Schumacher il migliore, quella volta al Cremlino, perché qua lui racconta di quando è stato ricevuto appunto in Russia. Avevate relazioni anche con la Federazione russa, avevamo rapporti eccezionali con la Russia, ho dovuto comunicare io alla Russia la rottura quando è iniziata la guerra. Io in Russia ero molto considerato, tempo fa fui accolto al Cremlino come se fossi un capo di Stato. E ovviamente quando poi si decise di interrompere, no, comunque la presenza della Formula 1 lì appunto nella federazione russa. Poi la domanda sulle doti di Montezemolo, la domanda finale: chi vincerà il mondiale quest'anno? Non posso espormi. Poi aggiunge sottovoce: se vincesse la Ferrari sarei felice.
E poi l'altro virgolettato, mi dico bravo per questo aver evitato la svolta green della Lamborghini. Ma a proposito della dittatura del woke sulla lingua, io vi consiglio di andare a leggervi, proprio per farvi un'idea di quello che si scrive su certe testate, da tutt'altra area politica, sulla stampa di oggi. Tanto vabbè, la prima pagina della stampa di oggi: i giudici single sia alle adozioni, la consulta via libera per i minori stranieri, la Lega adesso tempi più rapidi per le coppie. E poi, a proposito invece dei dazi, il piano dell'Europa per salvare il vino. La Casa Bianca, ci sono i contorni dell'intesa, Macron sicurezza per Kiev a 4 livelli, la prudenza italiana, e poi ci torniamo su questo fra poco quando ci colleghiamo anche con il nostro ospite Matteo De Sio, nostro co-conduttore fra pochissimo, a proposito appunto anche della sicurezza da garantire poi nella futura Ucraina, se si realizzerà la tregua. Ma io vi dicevo, vi voglio leggere questi articoli qui, cioè leggere, segnalarvi, e vi leggo dei velocissimi estratti da pagina 4 della stampa di oggi per farvi capire veramente anche la linea editoriale. Voi direte ma non ce ne sarebbe bisogno, perché primo articolo qui di Flavia Amabile sulla Shoah nel mirino, il ministro Valditara alle scuole, basta asterischi, e appunto questa lettera Shoah nelle comunicazioni compromettono la chiarezza della lingua, lo dice anche la Crusca, e si riportano qua gli interventi, pensate, dalle file delle opposizioni, le critiche del PD, addirittura Alessandro Zan, responsabile diritti nella segreteria nazionale del PD: vietare asterischi e Shoah non c'entra nulla con la chiarezza linguistica ma ha un chiaro significato politico, negare l'esistenza di chi non si riconosce nel binarismo di genere. Sentite i commenti: usare un linguaggio inclusivo non è un capriccio ma uno strumento per far sentire tutte e tutti visibili e rispettati. Ma aggiunge: non sarà certo una circolare a fermare ciò che soprattutto le nuove generazioni chiedono. E quindi qui tranquillamente cade nell'errore che segnala Mascheroni, l'abbiamo letto poco fa, che alla fine la minoranza si fa aggressiva, vuole imporre le sue idee e violentare la lingua di tutti, anche della maggioranza. Ma poi addirittura l'articolo qui sul commento della vicenda di Assa Neumann Dayan: più che una battaglia un lusso. E allora sentite, la notizia vera è che sono state redatte e diffuse circolari scolastiche che utilizzavano l'asterisco, lo schwa per la comunicazione ufficiale. E poi qui polemizza, no? Scrivendo: il Ministero cita l'Accademia della Crusca che più volte ha espresso riserve sull'uso di segni grafici non convenzionali, sottolineando come possano ostacolare la leggibilità e l'accessibilità dei testi ufficiali. Insomma, le comunicazioni formali, però lei qui aggiunge, devono essere chiare e leggibili e non una tombola fonetica. Per il terno delle vocali possono rivolgersi a qualche collettivo progressista. Qui no, si fa riferimento ovviamente all'idea degli altri. Invece lei espone questa proposta, una modesta proposta: smettere di inventare problemi solo per trovare una soluzione che ci faccia sembrare più intelligenti o più aperti o più buoni. Negli ultimi anni molte persone, soprattutto in posizioni di potere, hanno fatto finta di non sapere l'ovvio, Pier anni spesi a Vittorio, far finta di scusami, non sapere che cos'è una donna o che cos'è un uomo. Dimmi Sveva, c'è scusami. Matteo in attesa da qualche minuto, quindi quando vuoi è in Grazie, linea. grazie. Anzi, scusami Matteo, sono esatto 9:53, quindi sì, assolutamente già sforato di 3 minuti, pensavo fossero 9:50. Matteo, ci ascolti, ci senti? Sì. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi qui, Pier. Grazie a te Matteo. Allora ti chiedo subito il commento, no, dell'editoriale che abbiamo sentito del direttore Giovanni Sallusti. Adesso stavo leggendo anche i punti di vista diversi, no? Anche dicevo per un po' sorridere, direi amaramente, di quello che si sente scrivere. Insomma, c'era bisogno persino di un provvedimento formale per ribadire l'ovvio, Matteo, cioè perché ci dobbiamo proprio liberare da questa dittatura, da queste imposizioni che vengono da minoranze che, dicevo, sono militanti, sono aggressive e alla fine non rispettano il senso comune, non rispettano persino la lingua che dovrebbe essere il patrimonio di tutti. Esatto, ne abbiamo parlato tra l'altro più volte sempre di questo tema, sempre riguardo a minoranze che pensano, vivendo nella loro bolla, social Esatto. soprattutto, di essere una maggioranza sempre più preponderante. Infatti lo stesso commento dell'onorevole Zan ne fa parte proprio, descrive proprio questa
questo pensiero di essere una maggioranza dilagante, quando in realtà non è vero. Le urne lo dimostrano, ma anche lo dimostrano gli stessi social, dove le preoccupazioni sono soprattutto altre, no? Che bisogna lasciare alla deriva, no? Le persone che sono in difficoltà con la loro identità, ma purtroppo in questo momento storico anche il pensiero dei giovani in realtà è come riuscire ad arrivare a un lavoro che possa permetterti di affittare, non più neanche acquistare una casa, ma il permettersi di poter affittare una stanza ormai, perché in certe città, in alcune città, gli affitti stanno diventando altissimi e superano addirittura gli stipendi più bassi. Quindi queste sono le prime preoccupazioni più importanti, e soprattutto descrive come una certa parte politica ormai sia dissociata dalla realtà, perché ci ricordiamo come in passato, ad esempio, con Bush e con tutta la retorica contro il suo vicepresidente Dick Cheney, venivano descritti come guerrafondai, e gli Stati Uniti venivano descritti come una democrazia distopica, che investiva di più in armi piuttosto che in infrastrutture mediche, scolastiche e altre importanti funzioni per i cittadini. Ed ora ci ritroviamo con una sinistra che vuole un riarmo, nonostante vi siano già gli strumenti per poter difendere il territorio europeo e non, in maniera sensata, in maniera utile, e soprattutto una sinistra europea e non, anche quella purtroppo democratica americana, che continua a pensare alle forze armate come una modalità per estendere, per proiettare la forza internazionale di un determinato schieramento. Sì, effettivamente poi quella battaglia lì, no, che ha scatenato evidentemente anche questa rivoluzione trampiana del MAGA, perché tanti elettori che erano ormai veramente inferociti e insoddisfatti per questa situazione, per il fatto che comunque delle minoranze dovessero dettare l'agenda politica e imporsi, no, in maniera così pesante. E io, Matteo, però ti voglio chiedere adesso anche una tua idea che ti sei fatta anche dell'intervista che hai sentito prima, no? L'onorevole Riccardo Molinari, e cioè del fatto che comunque poi alla fine abbiamo sentito prima anche tutti gli altri interventi degli ascoltatori. Tu credi appunto che la linea stia seguendo la sua linea, la Lega stia seguendo la sua linea politica autonomista e soprattutto si stia mostrando coerente anche a proposito poi della politica estera, del fatto che comunque abbia espresso la contrarietà a questo piano di riarmo? Te lo chiedo perché, ecco, voglio sentire la tua impressione, perché siccome prima abbiamo sentito anche alcuni interventi degli ascoltatori, no, nelle chiamate che nutrivano delle perplessità, però noi abbiamo cercato di rispondere facendo capire anche che comunque la Lega su questo è stata sempre coerente, perché se è vero che aveva sostenuto militarmente l'Ucraina, però aveva sempre indicato la necessità, no, di un canale diplomatico, la necessità che l'Europa si rendesse protagonista di queste iniziative diplomatiche, e lo diceva la Lega a posto poi sempre di essere attaccata come l'alleata di Putin e filo putiniana. Anche dalle parole che ci ha detto oggi l'onorevole Molinari, credo forse tu pure abbia intuito, percepito, no, questa comunque volontà di evitare ulteriori escalation, e comunque l'auspicio e anche la disponibilità, no, ad essere presenti su un tavolo negoziato con la Russia. Tra l'altro il segretario Salvini, ma anche altri esponenti della Lega, quando si parlava proprio di fornire armamenti per l'Ucraina, per la propria difesa, per la difesa del proprio territorio, si parlava sempre di fornire armi che potessero solo difendere il territorio e non penetrare all'interno del territorio poi della Federazione Russa, anche perché come tutti quelli dotati di buon senso, come anche i nostri radioascoltatori, noi ci auspicavamo una respinta diciamo delle ambizioni territoriali e non russe, ma che non si sfociasse in un conflitto così duraturo e così dannoso sia
sia per gli ucraini ovviamente, ma anche per tutti noi europei. Quindi quello che abbiamo visto sempre da parte della Lega è sempre stato un fornire armi, sì, ma che siano solo atte a respingere una forza attaccante e non per contrattaccare a propria volta. Esattamente, anche di questo si dovrà tenere conto eventualmente se si arriverà alla tregua, lo dicevamo sui livelli di sicurezza, le forze di interposizione, i caschi blu, ma allora Sveva tu ce l'hai ricordato, siamo veramente in chiusurissima, uso questo superlativo, ti chiedo solo Matteo lo spoiler della puntata che terrai lunedì, veramente un flash, ecco così, poi chiudiamo. Parleremo ovviamente, come è già stato fatto, della telefonata fra Salvini, fra il nostro segretario e il vicepresidente J.D. Vance. Parleremo anche dei nuovi contratti legati proprio al mondo delle armi per quanto riguarda gli Stati Uniti, per capire meglio quali aziende sono implicate e quali saranno le mosse di Donald Trump. Parleremo anche del calo in questo momento, quanto dicono i giornali, di Tesla per quanto riguarda le vendite e per quanto riguarda la borsa, semplicemente non per fare i conti in tasca a Elon Musk, ma per capire se è un calo dettato per una mancanza di fiducia verso le auto elettriche o per semplicemente una lotta politica. Tra l'altro in chiusura Trump ha dichiarato che chiunque sfasci una Tesla in pubblico debba essere poi considerato un terrorista, secondo lui. Sì, effettivamente, io prima dicevo no, ai tanti elettori americani inferociti e perciò c'è stata questa svolta rivoluzionaria del MAGA, trampiana, ma perché non se ne può più di questo livello di aggressività, no, da parte anche lì della sinistra americana, che adesso la nuova caccia alle streghe è la caccia ai proprietari di Tesla. Esatto. Grazie Matteo, grazie mille per essere stato con noi, grazie a tutti voi che oggi siete intervenuti così tanti e grazie a te Sveva anche oggi, grazie a te per la pazienza visto che abbiamo risforato, vero? E allora buon proseguo qui, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Buona continuazione e buon weekend a tutti. Avete ascoltato